Ben ritrovati in diretta, puntata di quest'oggi dedicata alla salute e al benessere a 360 gradi. Ne parliamo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Saluto e ringrazio in collegamento con noi il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Buongiorno e ben trovato, professore. Buongiorno Alice e a tutti i telespettatori. Allora, professore, iniziamo parlando proprio della clinica Tirelli Medical che ha sede a Pordenone e ha tantissimi ambiti di interesse. Le chiedo di illustrarceli. Sì, prima di tutto è un centro tumori, facciamo consulti oncologici di tutte le patologie. Io sono un oncologo di base, ma poi sono anche infettivologo ed ematologo. E comunque facciamo test genetici, soprattutto oltre che consulti oncologici, anche test genetici per le persone sane che si ritengono essere a rischio di tumori o hanno una predisposizione familiare. E poi abbiamo anche tutta una terapia proprio personalizzata per le malattie oncologiche che si basa sulla genetica in collaborazione con un grosso centro di genetica che appunto ci dice quali sono le terapie più giuste nei singoli tumori. Questo è il centro tumori appunto che abbiamo. Poi abbiamo un grosso interesse sulla stanchezza cronica che io per primo ho descritto tanti anni fa in Italia e cui ho partecipato alla classificazione di caso di sindrome da fatica cronica ai CDC di Atlanta negli Stati Uniti già nel 94, e poi la fibromialgia, e poi studiamo anche il long covid, tutte le problematiche che ci sono dopo l'infezione acuta che è presente in molti pazienti, e poi le vari tipi di stanchezze che possono esserci presenti dovuti anche allo stress, dovuto alla depressione, altre patologie di questo genere. Oltre a questo ambito abbiamo poi un trattamento molto particolare che è l'ossigeno-ozonoterapia, un trattamento che facciamo o in vena o in trattamenti locali a seconda delle patologie che abbiamo a che fare, la stanchezza cronica, la fibromialgia, la severità clinica multipla e poi il long covid, e poi anche le ernie lombari e discali localmente facciamo l'ossigeno-ozonoterapia, che appunto è una miscela di ossigeno ed ozono, un trattamento del tutto privo di effetti collaterali ma molto efficace, molto più efficace di quanto non si pensi, e comunque viene diffuso proprio perché, non essendo un farmaco, non gode della pubblicità che solitamente hanno i farmaci e anche da parte dei miei colleghi, e che comunque invece è un trattamento insieme ad altri trattamenti che noi facciamo qui nell'ambito della nostra clinica a Pordenone, per esempio la crioterapia, la terapia del freddo che usano molto gli atleti, anche i professionisti. Ronaldo è uno di quelli che la usava con molta efficacia nel passato, adesso un po' meno, ma comunque anche l'età conta. Comunque la crioterapia, che è la terapia del freddo, è una sauna in cui si entra e che può essere molto utile per malattie che sono causate, che provocano stanchezza e dolori, ma anche e soprattutto per gli atleti per recuperare più velocemente. Ecco, questo è un altro ambito di attività che facciamo nella nostra clinica, e per poi fare anche la nutrizione, la dietoterapia. Abbiamo una dottoressa Cirrito che è specializzata in questo ambito del nostro gruppo. Ecco, il nostro gruppo che è coeso e fa tutto insieme, non è che siamo separati per ambiti, siamo abbastanza collaborativi, e quindi la nutrizione, che peraltro è una problematica, l'obesità è un problema che ha a che fare anche con i tumori e con tante altre patologie, il colon irritabile, tutta una serie di disturbi che molte persone hanno, oltre che l'obesità, che appunto possono beneficiare della nutrizione e della dietoterapia. Poi abbiamo i test Covid, facciamo i test Covid qui nella nostra clinica. Adesso c'è una certa ripresa dell'infezione, molti vengono a fare test molecolari o test antigenici rapidi per poter sapere se sono. Adesso andiamo incontro alla stagione diciamo invernale, per cui molti avranno dei sintomi simili Covid, ma che ormai sono dovuti all'influenza, sono dovuti ad altri fattori che non sono
non sono il Covid, ma che comunque uno deve fare il test per vedere. Abbiamo anche un punto prelievi in collaborazione con il centro di medicina di Conegliano, per cui facciamo anche test prelievi per tutte le indagini che si possono fare. Questo per avere un'idea generale. Abbiamo anche l'idrocolon terapia, ecco un altro trattamento che facciamo per il colon irritabile o per coloro che hanno la stipsi, e anche per prepararsi a fare la colonscopia, per esempio, invece di prendere quei biberon malefici che si prendono per bocca per pulire l'intestino. Ecco, uno può pulire l'intestino con l'idrocolon il giorno prima, per esempio, invece di fare, e poi può fare la coloscopia con un intestino pulito, e quindi può vedere bene se ci sono delle anomalie, cose di questo genere. Quindi questo è un po' quello che facciamo noi. In ultimo, la cosa forse più interessante è la medicina estetica, perché appunto anche l'ozonoterapia può essere usato anche nella medicina estetica, quindi Alice forse questa è la dulcis in fundo, diciamo, della nostra attività, che è la medicina estetica, con ovviamente un chirurgo estetico che viene da noi e che è integrato nella nostra, la dottoressa Granieri è integrata nel nostro gruppo, e che appunto fa interventi di vario genere sulla cellulite, sempre con l'ossigenoterapia e altre con laser terapia, tutte queste belle cose che chiaramente fa lo specialista. E quindi con un po' tutta la nostra attività che facciamo, e siamo molto contenti di fare questa cosa. Ecco, siamo un po' una clinica dove non facciamo medicine, non diamo medicine, siamo un po' contro i farmaci. Io che chiaramente so bene quanto sono utili i farmaci nei tumori, nell'HIV AIDS, per esempio. Ricordiamoci che l'AIDS, per esempio, è stato, diciamo, sconfitto per certe maniere come mortalità proprio grazie ai farmaci. Poi i vaccini, che sono importantissimi in un sacco di malattie, quindi io sono a favore ovviamente dei farmaci, però nella nostra attività facciamo delle cose, per esempio l'ossigenoterapia, la crioterapia, l'idrocolonterapia, che non sono farmaci, quindi è un po' interessante anche questa novità, diciamo, della mia vita professionale. Farmaci nella giusta misura, insomma, potremmo dire. Farmaci nella giusta misura, sì, forse ne facciamo troppi, ecco, per cui allora cerchiamo anche di trovare delle alternative dei trattamenti delle varie patologie, soprattutto quelle che sono basate da stanchezza e dolori, che appunto possono beneficiare di trattamenti alternativi o in aggiunta anche ai farmaci. Non è che uno esclude l'altro, si possono fare sempre insieme. Professore, tantissimi sono gli ambiti di interesse, avremo modo anche nelle prossime puntate di raccontarli, insomma, con la dovuta specificità. È stata definita Tirelli Medical la clinica delle donne. Ecco, le chiedo, le donne sono un po', diciamo così, trascurate nella ricerca medica, secondo lei? Certo, molto. Molti degli studi che vengono fatti sui farmaci, per esempio parlavamo dei farmaci, sui nuovi farmaci in tutte le patologie, ma in generale anche per studiare la biologia delle malattie, in generale tumorali e non, le donne sono sempre state un po' trascurate, prevalevano sempre gli uomini nella, diciamo, valutazione di un'efficacia di un trattamento e cose di questo genere, quando invece sappiamo benissimo che le donne hanno delle specificità particolari, a parte che vivono molto di più degli uomini. Questo purtroppo per noi uomini è una cosa che dobbiamo cercare di recuperare, no? Però a parte questo hanno delle caratteristiche biologiche diverse che sono state poco studiate. Noi effettivamente abbiamo chiamato Clinica delle Donne la nostra clinica, in primis perché l'abbiamo inaugurata l'8 marzo di 3 anni fa, abbondanti, quindi l'8 marzo, per cui per forza, poi perché il nostro gruppo è costituito prevalentemente, quasi tutto da donne, e quindi un omaggio anche alle nostre dottoresse che lavorano e che appunto sono base del nostro gruppo, vedete, perché sono 9 su 11, ci sono solo io come maschio e mio figlio, il dottor Mattia Tirelli, che è il direttore amministrativo, lui è un avvocato, è il direttore amministrativo della clinica, per cui siamo in 2 maschi che dobbiamo lottare contro tutte le femmine che abbiamo nella nostra clinica, e anche perché le patologie che noi trattiamo, che è una cosa molto importante, la sindrome da fatica cronica, la fibromialgia,
e anche il long covid colpisce di più le donne rispetto agli uomini, e quindi evidentemente i nostri clienti sono soprattutto donne, per cui per tutti questi motivi la chiamiamo anche clinica delle donne, ecco. Certo. Senta professore, lei è stato il primo a descrivere proprio la sindrome da fatica cronica in Italia e ha appunto contribuito enormemente alla classificazione e alla definizione di questa patologia. Attraverso i social Katia ci chiede proprio di spiegare un po' meglio, perché non si sente purtroppo molto parlare di questa sindrome e chi ne è affetto vorrebbe forse qualche informazione in più. Ci racconta qualcosa in più su questa sindrome da fatica cronica, professore? C'è una patologia molto seria che alle volte si sovrappone o è simile alla fibromialgia, ma si può distinguere nella maggior parte dei casi, nel senso che nella sindrome da fatica cronica è presente una spossatezza, una fatigue, in termini inglesi infatti si chiama chronic fatigue syndrome, che appunto porta a una difficoltà veramente notevole e deve durare ovviamente molto tempo, almeno 6-9 mesi o un anno, e non essere causata da altre malattie ovviamente. Tutto questo poi insieme ad altri fattori, altri sintomi che sono un affaticamento dopo piccoli sforzi, una sensazione di avere come una specie di influenza febbricola, una sensazione di avere una febbricola, le ghiandole ingrossate, dolori muscolari e articolari in giro per il corpo e così via. Una serie di sintomi che appunto costituiscono la base della diagnosi di sindrome da fatica cronica in assenza, ripeto, di altre patologie. Ovviamente se uno ha un problema che la tiroide non funziona, ha un'insufficienza cardiaca, il fegato che non funziona, ovviamente questa non ottempera alla definizione di sindrome da fatica cronica. È una patologia molto più frequente di quanto non si ritenga, ci sono molte persone che hanno questa patologia ma non vengono diagnosticate perché molti medici non conoscono questa patologia o la sottovalutano, pensano che il riposo sia l'unica cosa da fare in questa situazione. Invece il riposo non è, e il sonno non sono ristoratori, non è che uno riposando supera questo problema come normalmente succede quando uno è stanco. È ovvio che se uno ha fatto la maratona, per dire, dopo è stanco per qualche giorno, ma poi si riprende e torna alla vita normale. Invece questa è una patologia spesso post-infettiva, e questo è molto interessante perché anche dopo il Covid succede una cosa simile che si chiama long Covid, che appunto, questo lo disse per la prima volta Anthony Fauci negli Stati Uniti, perché successe allora, parliamo nell'agosto del 2020, che cominciarono i pazienti che avevano superato il Covid, questa infezione, che erano stati a casa, non avevano avuto grossi problemi, ebbero poi dei problemi e hanno ancora oggi dei problemi molto seri di stanchezza, di nebbia nella testa. Ecco, non ho detto prima, un altro problema che c'è nella sindrome da stanchezza cronica era proprio disturbi di concentrazione, di memoria, fog in the brain, dicono gli americani, e che quindi appunto anche il long covid assomiglia in molti casi. In più nel long covid spesso c'è il problema di respiro, perché chi ha avuto una polmonite, chi ha avuto una bronchite importante evidentemente può avere ancora dei residui di fatica, di displea, diciamo, di fatica a respirare. Senta, quindi scusi se la interrompo. Sono tutti sintomi comunque che possono davvero in qualche modo ridurre e peggiorare, diciamo così, la qualità di vita delle persone che ne sono affette. Evidentemente molte di queste persone non riescono più a condurre una vita normale, evidentemente, cioè sono a casa, non riescono a lavorare più. Poi ovviamente ci sono forme diverse, non è che sono tutti severi, ci sono quelli che devono stare a letto, praticamente non riescono ad alzarsi per diverso tempo, anche degli anni, per cui purtroppo è stata banalizzata questa cosa, perché dicono ma siamo tutti stanchi, abbiamo chi non è stanco, non ha voglia di lavorare, eccetera eccetera. Colpisce anche molto spesso i giovani che vanno a scuola, che fino a quel momento casomai sono molto bravi, e dopo un fatto infettivo, dopo una mononucleosi, un'influenza, una gastroenterite eccetera, hanno questa sindrome che li impedisce loro di poter studiare, poter continuare ad andare a scuola. Vengono con i genitori che, diciamo,
dicono la ragazza o il ragazzo, soprattutto ragazze perché colpisce più le donne che gli uomini, è sempre stata bravissima, sempre andata a scuola, ha avuto questa infezione, da allora, passati un anno, non riesce più a fare niente. Ecco, questo l'importante è non sottovalutare i sintomi appunto, e monitorarli. Ecco. Lunga di stanchezza, della concentrazione, di avere una specie di influenza cronica, evidentemente deve essere valutato da un esperto che conosce questa patologia. Purtroppo in Italia non è che c'è tantissima gente che conosce questa patologia, ma però c'è chi lo fa, insomma. Come si cura, professore? Ecco, noi avevo da 30 anni che vedo questa patologia, per cui ho provato diversi integratori, anche dei cortisonici, anche dei vari trattamenti che abbiamo fatto nel tempo. Quello che ci ha dato un grande risultato è l'ossigeno-ozonoterapia, secondo i criteri, diciamo, della SIOT, la Società Scientifica di Ossigeno-Ozonoterapia, che è un gruppo di ricerca e clinico italiano, che è capitanato da professor Franzini e professor Valdenassi, rispettivamente a Bergamo e a Genova. Ci sono tanti centri in Italia, per cui uno i trattamenti li può fare anche poi, una volta che c'è una diagnosi, può essere trattato. È un trattamento del tutto privo di effetti collaterali, si fa in vena e può dare dei grandi benefici. Tutto questo è stato pubblicato, perché io modestamente ho pubblicato tante cose nella mia vita, non sono uno che sono andato tante volte al Maurizio Costanzo Show, ben 25 volte, però ho anche pubblicato tantissimo sulle riviste scientifiche, per cui non è che... 643 pubblicazioni, se non sbaglio, dovrebbe essere il numero corretto, mi corregga lei. A livello del Nord-Est sono il primo di una classifica tra tutti i ricercatori clinici del Nord-Est, da Padova a Verona e quant'altro, per cui sì, non mi sono dato da fare, ho scritto tante cose su varie patologie, ho cominciato con i tumori dell'anziano e adesso sono a parlare del long covid o della sindrome da fatica cronica o la fibromialgia, per esempio un'altra terapia molto efficace che poi andremo a parlarne più dettagliatamente, la fibromialgia, e gli stessi pazienti con fibromialgia, l'Associazione dei Fibromialgici Italiani della Val d'Aosta, ha fatto un documento in cui mi ringrazia anche personalmente, veramente, nell'ambito del loro comunicato, perché l'avevamo pubblicato questi dati già diverso tempo fa, che l'ossigeno-ozonoterapia ha dato loro ottimi risultati nell'ambito della loro patologia severa, perché la fibromialgia è un'altra forma di patologia dove prevale il dolore. Ecco, prima non ho detto nella sindrome da fatica cronica il dolore, c'è anche il dolore ovviamente, ma è meno importante rispetto alla fibromialgia, dove invece il sintomo principale è in più la stanchezza cronica, eccetera, eccetera. Quindi sono due patologie molto, molto severe, come anche il long covid. Il long covid non è una cosa non patologica, nel senso che può dare veramente, molti dicono che è peggio il long covid che il covid, cioè il fatto acuto che dura quella settimana o due spesso è piuttosto non così importante, non richiede il ricovero nella stragrande maggioranza dei casi, ma molti poi hanno dei problemi inerenti al post-Covid, rimangono dei segni simili appunto alla sindrome da fatica cronica, come grande stanchezza, disturbi della concentrazione della memoria, e dolori diffusi e quant'altro. E tutte queste patologie beneficiano dell'ossigeno-ozonoterapia, per questo che noi facciamo, e qui nel nostro centro facciamo l'ossigeno-ozonoterapia. Ecco, professore, ci racconta un po' meglio proprio questo tipo di trattamento, che basi ha e insomma abbiamo un po' capito insomma in quali sono le patologie che trovano beneficio con l'ossigeno-ozonoterapia. L'ossigeno-ozonoterapia sostanzialmente è una tecnica terapeutica che mescola insieme la combinazione tra ossigeno ed ozono. L'ozono deriva dall'ossigeno e già nel 1800 allora si facevano già questi trattamenti. Pensate che chi ha inventato il generatore di ossigeno-ozono, di ozono praticamente, è stato Nikola Tesla,
un Leonardo da Vinci dell'Ottocento, uno che ha inventato l'elettricità, la radio e anche l'ossigeno-ozono. Nel 1896 Nikola Tesla appunto ha inventato questo generatore, che noi su quella base ancora abbiamo la macchina che sviluppa l'ozono dall'ossigeno, e poi la combinazione con delle precise percentuali, solitamente il 97% di ossigeno e il 3% di ozono, viene utilizzata o per vena o localmente come trattamento. Per esempio nelle ernie lombari o comunque anche cervicali ha un ottimo risultato, anche sulle artrosi, facendo localmente il trattamento. Sfrutta la sua capacità antiossidante, cioè praticamente nel nostro organismo, quando ci sono queste patologie croniche, aumentano i radicali liberi, che sono delle sostanze che il nostro organismo produce, e quando superano questi radicali liberi certi livelli possono dare problemi, disturbi di stanchezza, dolori e quant'altro. Questo un po' in tutte le patologie, e l'ozono è uno dei più potenti antiossidanti che esistano, è per quello che agisce e funziona nelle patologie che ho detto prima. Poi ovviamente un antinfiammatorio, è un analgesico, un antibatterico, un antivirale. Anche per esempio nel Covid abbiamo usato, sia noi nell'ambito della SIOT, ma anche per esempio l'Università di Udine ha usato l'ossigenoterapia nella fase acuta dell'infezione da Covid, con buoni risultati. Quindi funziona anche come antivirale, e quindi per quello funziona, e soprattutto è un trattamento del tutto privo di effetti collaterali. Peraltro si può fare anche, oltre che le due maniere che vi ho detto, in vena o in infiltrazioni locali, si può fare anche in insufflazione rettale o vaginale, quando ci fossero dei problemi, per esempio anche ginecologici o quant'altro, si può fare un trattamento locale, oppure quelli che non hanno vene oppure hanno dei problemi hanno paura, c'erano anche quelli che hanno paura di farsi le endovene, ecco, quelli per esempio possono fare l'insufflazione rettale, che è un'altra esperienza, no? Che uno può fare. Comunque anche questa con un piccolo catetere non dà nessun problema, e quindi insomma poi si può anche bere l'ozono, anche, insomma è una maniera veramente, anche a me ha aperto la mente 10 anni fa, grazie appunto alla SIOT, al professor Franzini, che appunto mi insegnò questa tecnica. Effettivamente mi ha dato un suggerimento molto valido, e ho cercato di diffondere anche con le pubblicazioni scientifiche questa attività. Professor Tirelli, quanti trattamenti insomma sono necessari, ecco, per avere qualche beneficio se si è affetti da queste patologie? Si fa trattamento diviso in una fase, diciamo una terapia della fase acuta, intensiva, di attacco, terapia di attacco, che consiste solitamente in 2 volte alla settimana per 5 settimane, poi si fa una rivalutazione, se funziona si può passare, come funziona nel 70-80% dei casi. Tra l'altro ci sono delle testimonianze, se voi andate sul mio profilo Facebook, Umberto Tirelli, andate sul mio profilo Facebook, trovate delle testimonianze di pazienti con fibromialgia o con sindrome da fatica cronica che raccontano la loro esperienza, e quindi nel 70% dei casi c'è un vantaggio, e dopodiché si passa a una terapia di mantenimento, che vuol dire una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, una volta al mese. Sono delle persone che continuano a fare ogni 1-2 mesi di mantenimento dopo anni che hanno avuto il beneficio di una patologia che le impediva loro di vivere, Cioè non è che sono cose così tanto per fare, gente che non viveva più e poi dopo è tornata a vivere, nel senso che aveva dei disturbi tali che gli impedivano loro di condurre la loro attività normale. Quindi chiaramente purtroppo, come sempre succede in medicina, non è che non abbiamo nessuna terapia che nel 100% dei casi risolve il problema. Noi siamo molto contenti quando abbiamo il 70% per esempio di casi che hanno beneficio, non sono contenti ovviamente quel 30% che purtroppo non ha beneficio, ma questo è un discorso diverso, che purtroppo in tutte le malattie abbiamo chi beneficia e chi non beneficia,
e solitamente diciamo che la terapia funziona quando quelli che beneficiano sono la maggioranza. Se sono invece una minoranza oppure sono piccoli numeri o non sono così importanti, evidentemente diciamo che non funziona il trattamento. Ecco. Professore, noi ci fermiamo ora per una breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo perché insomma dovremo anche parlare della parte oncologica, diciamo così, della clinica Tirelli Medical. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Ben ritrovati in studio, nuovamente in diretta per parlare di salute e benessere a 360 gradi. In collegamento Skype con me c'è il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical. Professore, il centro tumori della clinica è una parte molto importante del gruppo e lei è una figura storica dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano. Che cosa ci può raccontare da questo punto di vista? Beh, siamo stati i primi, già molti decenni fa, devo dire, a studiare i tumori dell'anziano, per esempio. Teniamo conto che oggi in Italia ci sono 15.000 persone che hanno più di 100 anni e che vivono in Italia. Se poi dopo ci aggiungiamo quelli che sono del Giappone, del Francia, così, abbiamo tantissime persone che vivono oltre i 100 anni. Chiaramente il discorso dei oltre i 70 anni sono soprattutto le donne che vivono, purtroppo sempre come prima, sempre noi, e anche loro possono sviluppare dei tumori oltre i 70 anni, come tutte le persone. E noi abbiamo scogitato, abbiamo studiato bene le caratteristiche anche per fare delle terapie mirate, giuste negli anziani, quelli diciamo oltre i 70 anni. E quindi avremo sempre di più persone oltre i 70 anni che hanno dei problemi anche per non solo per una terapia ma anche per una prevenzione, e quindi sappiamo che quindi anche il motivo per cui si chiama clinica delle donne è anche perché studiamo le donne anche nei tumori di più che non gli uomini, appunto per la prevenzione, nel senso di fare dei test genetici, parlo delle persone normali, cioè dell'età giusta, test genetici se hanno delle familiarità, non solo dei classici tumori della mammella e dell'ovaio, dove tutti sanno che può essere un'eredità quando uno ha una mamma o una zia o una sorella con un tumore dell'ovaio o della mammella, ma anche di altre patologie come il tumore della prostata, questo negli uomini, e altri tumori della vescica, del polmone, dove esistono già, e già noi facciamo in collaborazione con un centro leader veramente nell'ambito dell'oncologia abbinata, della genetica abbinata all'oncologia, Vedio, e che è Toma Lab, con un laboratorio che collabora che è integrato con l'anatomia patologica dell'Università Statale di Milano, quindi è un organismo veramente molto importante. Pensate che questa Toma Lab, questo laboratorio di genetica, hanno più di 100 biologi che lavorano e studiano le alterazioni genetiche che ci sono per esempio nelle persone sane, che possono fare anche a casa, vengono a fare il prelievo per poter fare un esame che appunto permette di vedere se uno ha una predisposizione, e quindi in questa maniera non è che si rovina la vita, ma fa solo degli esami più approfonditi per vedere eventualmente se questo tumore dovesse apparire. Quindi sappiamo benissimo che quando i tumori vengono presi in una fase iniziale sono molto più guaribili e guariscono quasi sempre. E quindi abbiamo questo atteggiamento, diciamo, nella prevenzione, nella diagnosi precoce dei tumori. Poi i trattamenti anche possono beneficiare di molto delle alterazioni genetiche che ci sono sul tessuto, ma anche nel sangue. Quindi si chiamano biopsie liquide, che sono esami sempre più sofisticati, che ormai sono diventati un po' quasi la routine, diciamo, nelle valutazioni dei tumori, anche se purtroppo non sono ancora diffuse nell'ambito ospedaliero in maniera come dovrebbero essere. Insomma, un po' in tutti i tumori, sia sul tessuto che sul sangue, si possono vedere delle alterazioni genetiche che ci possono indicare, sempre Toma Lab a Milano ce lo fa,
quali farmaci si possono usare in pazienti anche avanzati che hanno dei tumori purtroppo già dove non sono stati efficaci i trattamenti eseguiti, eccetera, eccetera. Quindi questo è veramente una cosa molto importante che facciamo nell'ambito della oncologia nella nostra clinica, e quindi tutto questo si può fare ovviamente via videoconsulto, non c'è bisogno di venire direttamente a Pordenone, ma chi fosse interessato e ai trattamenti, e anche perché ha una storia familiare di tumori di vario genere, non solo quelli della mammella e dell'ovaio, sono i classici, quelli di Angelina Jolie, insomma, per dire. Angelina Jolie, appunto, come aveva la mamma e la zia che avevano avuto dei tumori della mammella e dell'ovaio, e aveva anche lei le alterazioni genetiche per cui avrebbe potuto sviluppare questi tumori, fece una scelta drastica, si tolse le mammelle, eccetera, eccetera. Come forse ricordate, qualcuno di voi ricorda questa storia di Angelina Jolie, un'attrice americana. Quindi insomma abbiamo questo lavoro che facciamo. Ecco, tenete conto che queste indagini si fanno sul tessuto, per esempio, su quel tessuto che è già stato asportato, non c'è bisogno di rifare un'altra biopsia. L'unica cosa che di nuovo c'è da fare è un prelievo di sangue che, ripeto, può essere fatto anche a casa da questa TomaLab. Il TomaLab fa queste valutazioni veramente molto sofisticate, sono veramente molto contento di collaborare con loro, perché sono veramente molto molto validi, sono leader a livello, credo, europeo, non solo italiano. C'è 100 persone peraltro che lavorano, 100 biologi che lavorano in questo loro laboratorio, non è così facile trovarli, insomma. E poi sono associati appunto all'Università Statale di Milano, che è un'università molto, molto valida. Quindi questo è veramente una cosa molto, molto importante da tenere presente per valutare i trattamenti migliori appunto che ci possono essere, oltre a dare i consigli che possono esserci da dare nelle varie situazioni oncologiche ci possono essere. Spesso i tumori si guariscono con i trattamenti chirurgici o comunque iniziali, non c'è bisogno di fare tante cose, ma però ci sono tanti altri tumori che invece, ecco, è molto importante arrivare prima. Purtroppo veniamo da 2 anni di pandemia dove sono saltati tutti i controlli, e questo è stato veramente un danno notevole per i tumori, perché molti tumori che sono adesso diagnosticati risentono di questo ritardo dei test, la mammografia piuttosto che il pap test, tutte le cose che probabilmente si facevano, ma a causa della pandemia sono saltati, casomai, oppure uno aveva un nodulo del polmone che andava controllato con la TAC e la TAC anche quella è saltata, eccetera, eccetera. Purtroppo veniamo da 2 anni che hanno portato a un peggioramento della prognosi di molti tumori, proprio perché sono arrivati dopo rispetto al periodo prima della pandemia. Quindi, stesso discorso poi per le malattie cardiovascolari, professore, anche in questo caso è un ritardo nella diagnosi e quindi insomma con le conseguenze che ci possono essere, no? Senta, professore, prego. Speriamo che questo non succeda più, questo blocco, diciamo, delle attività ospedaliere anche per la prevenzione, per la diagnosi precoce, però chiaramente ci sono tanti altri fattori che vanno tenuti presenti, per esempio l'attività fisica, cercare di non ingrassare, l'alimentazione, per questo che nella nostra clinica abbiamo anche studiamo anche la nutrizione, le dietoterapie, proprio per vedere di non predisporci alle malattie sia cardiache che cardiovascolari che polmonari, quindi che oncologiche, quindi dobbiamo stare molto attenti appunto a muoverci, a fare una vita sana e non ingrassare, eccetera, eccetera, insomma tutte queste belle cose, e poi fare quei test noti, la mammografia, il pap test, eccetera, che ecco, e i vaccini, ricordiamoci i vaccini. Adesso abbiamo parlato dei vaccini per il Covid, ma ricordiamoci che ci sono dei vaccini che ci hanno evitato dei tumori in tutto il mondo. Il vaccino per l'epatite B ha eliminato gli epatocarcinoma e anche altri tumori che erano causati dall'infezione della vitamina B, da epatite B.
Quindi per esempio, no? E poi il papillomavirus, anche qui c'è un vaccino che appunto evita chi lo fa di avere dei tumori del collo dell'utero e altri tumori dell'ano, del retto, vagina, vulva, eccetera, eccetera. Per cui insomma i vaccini sono un'arma oncologica importante di prevenzione, proprio per evitare che si sviluppino delle patologie, delle infezioni che portano a tumori. Ho detto prima epatite B, il papillomavirus sono i due più importanti. Ecco, professore, le regole per mantenersi in buona salute, insomma, non ci stanchiamo mai di ripeterle, sembrano delle banalità, però sono indicazioni molto importanti per insomma, adottare degli stili di vita che siano adeguati e ci permettano di stare bene più a lungo, perché poi è questo, insomma, il ragionamento che dobbiamo fare. Certo, allora voglio ribadire il discorso sempre della prevenzione. Per esempio, se uno ha avuto il papà o la mamma che è morto di un tumore del colon, per forza deve tenere presente che una delle cose principali che deve fare è fare dei test che sono o il sangue occulto nelle feci o meglio forse in questo caso la coloscopia, perché per evitare che un polipo che casomai c'è degeneri come è successo con la mamma e il papà che purtroppo o del fratello, cioè se c'è una familiarità, così vale per la mammella, così vale per l'ovaio, così vale per la prostata, sono quei tumori in cui c'è una predisposizione familiare, che sono quei test che dicevo prima che si possono anche fare o comunque abituarsi a questa. Poi dopodiché ovviamente la dieta e l'attività fisica sono importantissime, no? Cioè queste due attività sono molto importanti. E anche se uno è anziano ha dei problemi, però la passeggiata e fare l'attività fisica ogni giorno, oltre che chi è più giovane ovviamente anche andare in palestra, correre, fare anche delle attività agonistiche non professioniste, ma insomma, però tenersi attivi, questo è molto importante. E poi chiaramente non ingrassare, no? Cioè, evidentemente tutto questo è collegato. Quindi ci sono anche delle diete molto valide che facciamo anche noi, appunto la dottoressa da noi, come dicevo prima, che fa abitualmente, la dottoressa Cirrito, e quindi per ogni singolo caso, queste sono le cose principali. Poi ci sono delle malattie, le malattie si possono guarire, non è che c'è una disperazione perché viene fuori una malattia, poi ci sono delle malattie croniche, e purtroppo quelle neurodegenerative, per esempio, che non ho parlato delle malattie neurodegenerative, tra Parkinson, sclerosi multipla, SLA, Alzheimer, tutte queste cose qui, anche queste sono un ambito di ricerca che ancora non ha trovato dei grossi trattamenti come nell'AIDS, per esempio, dove invece i trattamenti hanno portato grandi risultati. Anche in questo settore, peraltro, l'ossigeno-ozonoterapia, come nei tumori, può essere utile per i sintomi, per migliorare i sintomi della stanchezza o dei dolori che ci sono. Per esempio anche nei tumori ci può essere, diciamo, o nella fase di terapia, possono essere la stanchezza, tutti i disturbi che possono essere migliorati, oltre che dai farmaci, anche dall'ossigeno-ozonoterapia. Oppure uno in una fase tumorale che richiede un supporto, ecco, l'ossigeno-ozonoterapia è un altro trattamento, ma così vale anche per diciamo, le demenze, oppure la sclerosi multipla, oppure tutte queste patologie possono beneficiare, soprattutto in una fase iniziale, dell'ossigeno-ozonoterapia. Quindi tutto questo per partire sia dalla prevenzione e sia anche dai trattamenti che possono essere di beneficio per coloro che purtroppo hanno le malattie, che poi peraltro possono andare avanti molto tempo o guarire ovviamente, quindi bisogna sempre essere ottimisti e pensare che oggi, come dicevo prima, ci sono 15.000 ultracentenari, ci sarà un motivo per questo, no? Il motivo è quello. Non ci sono state guerre, ecco, anche questo è importante da dire, speriamo che non succedano mai più le guerre che abbiamo dovuto
vedere nella nostra Europa. Chiaro. Professore, mantenersi in buona salute più a lungo, lei l'ha detto, anche il progresso della scienza e la qualità della vita hanno fatto sì che insomma l'aspettativa di vita si sia allungata, e in questo insomma l'Italia è, lo sappiamo, il paese con un tasso di invecchiamento più veloce. Qui si inserisce il tema della medicina anti-aging, che consente proprio di eliminare quegli elementi nocivi e migliorare quindi il nostro benessere generale. Sì, anche nel nostro ambito abbiamo proprio l'associazione italiana anti-aging, una società scientifica con cui collaboriamo, che appunto ci permette di valutare nella nostra clinica. Martina Pavanello è la responsabile un po' di questo lavoro. Studiamo dal microbiota, cioè a quell'insieme di microrganismi che sono nel nostro intestino, molti dei quali sono buoni microrganismi, altri sono cattivi, e vediamo il discorso del profilo ossidativo di base, lo stress ossidativo, vediamo tutta una serie di cose che ci possono servire per fare un trattamento con dei integratori moderni, neutracetici come si dicono, che possono fare stare meglio, e la gente può vivere meglio e vivere anche più a lungo possibilmente. Quindi in questo ambito facciamo una serie di ricerche che appunto ci permettono appunto di dare poi dei consigli, e nello stesso tempo uno fa anche i controlli che deve fare di quelli che dicevamo prima, se vuole. Certamente è molto importante la nostra dieta mediterranea. Voi tutti sapete, quando andate all'estero vedete come mangiano questa gente in giro, e quando loro vengono qua, per esempio i tedeschi quando vanno nel Salento, per esempio, vanno in qualsiasi parte d'Italia, si accorgeranno la differenza che c'è tra la qualità del cibo che abbiamo noi e quella che hanno loro, soprattutto dal punto di vista proprio anche di dieta mediterranea, che appunto è una cosa veramente nostra, importante, no? E che permette, e noi dobbiamo contrastare questo arrivo di tutte le cose che sappiamo dagli Stati Uniti, no? Mangiare così in maniera non buona, non voglio neanche andare nel dettaglio perché tutti hanno capito cosa intendo. Ricordiamoci che noi abbiamo una cucina anche importante. Perché l'obesità, professore, soprattutto quella infantile e negli adolescenti, è davvero precursore di disturbi futuri, insomma, importanti anche. Questo a causa di questo mangiare che ci arriva dagli Stati Uniti e che però non è salutare sicuramente. Lo si può fare una tantum, cioè ogni tanto, non è che uno deve, però la base della nostra cucina, la nostra dieta deve essere quella mediterranea, quindi tanta frutta e verdura e un po' la pasta giusta, e diminuire un po' l'utilizzo della carne, soprattutto quella sbruciacchiata, che poi è quella che ci dà dei problemi. Ecco, l'ultima cosa è anche l'inquinamento atmosferico importante. Infatti una delle cose che io ho fatto nel passato, ma che sono molto orgoglioso di aver fatto, è proprio quella dei rapporti tra ambiente e tumori. E anche recentemente, appunto, oltre ad aver studiato appunto nell'ambito dell'Associazione Galileo 2001, ero vicepresidente di quell'associazione fatta da fisici, soprattutto ero un unico medico presente, ma che studiavamo tutti i discorsi dell'inquinamento, del nucleare, dei cambiamenti climatici, tutte le onde elettromagnetiche, l'uranio impoverito, i termovalorizzatori, che alcuni dei quali problemi tornano a essere attuali, i termovalorizzatori e così via. E quindi adesso per esempio sto studiando con un'azienda molto molto importante del Pordenonese, si chiama WIPI, stiamo studiando appunto la fotocatalisi con biossido di titanio contro l'inquinamento indoor. Praticamente siamo riusciti, anche questo l'abbiamo pubblicato recentemente su una rivista importante scientifica, non è che l'abbiamo così fatta così per caso, abbiamo visto che
con questa fotocatalisi sono dei pannelli che si mettono nelle abitazioni o nelle scuole, negli autobus, già si vengono utilizzati. Diminuiscono drasticamente i microrganismi che ci sono proprio perché vengono uccisi da queste catalisi che si sviluppa. Adesso sarebbe troppo complicato parlare, ma evidentemente ne parleremo in dettaglio in futuro. Ecco sì, professore, abbiamo un po' illustrato a grandi linee quelli che sono gli ambiti di interesse medico-scientifico della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Nelle prossime puntate che insomma avremo insieme a lei andremo proprio a raccontare ancora meglio nello specifico tutto un po' quello che ci siamo detti oggi, quindi la sindrome da stanchezza cronica, la fibromialgia, l'ossigenozonoterapia, la crioterapia, insomma tutti gli ambiti di interesse che abbiamo elencato. Siamo in chiusura, io ringrazio il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical. Grazie per essere stato con noi, professore. È stato un piacere, grazie Alice e a tutti i telespettatori buon pomeriggio. Grazie, ci vediamo molto presto insieme. Grazie anche a tutti voi di averci seguito da casa. Io vi do dunque appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.